Ciao a tutti, allora dopo penso 14 anni mi presto a fare il tutorial della canzone Natale che cos'è. Su grande richiesta, allora veramente io devo dire che questa canzone tra tutte le mie canzonette del mio periodo da youtuber, cantautore, cantautuber eccetera è stata quella che mi ha dato più feedback positivi, no? E ha risuonato di più anche perché è stata usata tante volte per celebrare il Natale, insomma in parrocchia, no? In chiesa, da tanti cori. A me stesso è capitato di cantarla e devo dire che nella forma coro funziona bene, quindi non perdiamo tempo, basta sbrodolarci in sta roba tutta superbia e passiamo al tutorial. Io non è che sono proprio pratico a fare sta robe qua, quindi è il primo praticamente tutorial che faccio di una mia canzone, tra l'altro, quindi spero veramente di riuscire a farvi capire come funziona il tutto. Dai, partiamo. Allora, la canzone è divisa in 3 punti, quindi strofa, ponte e ritornello. Poi c'è uno special, diciamo che però è solo strumentale, ma sarà molto semplice. La strofa è composta da 2 accordi, il ponte è un pochino più complesso e il ritornello anche abbastanza complesso. Ce la possiamo fare però, quindi passo passo la impariamo, anche se non siete esperti, anche se siete alle prime armi, non dovete preoccuparvi. Partiamo allora dalla strofa. Do maggiore e La minore sono gli accordi della strofa. Quindi boom! Camminando sulla neve perdo il senso delle La minore. Difficile credere, oggi do di nuovo. L'atmosfera è deliziosa, ma al contempo fa La minore. Io scappo, me ne devo andare via da qui. Quindi questa è la parte della strofa, avete visto, molto semplice. Do, praticamente facciamo 2 giri, do, do, La minore, do, do, La minore, La minore. Gli accordi cambiano alla fine della frase, quindi molto semplice, il senso delle cose. La minore, difficile credere oggi qui. Do. Arriviamo al ponte che è un pochino più complesso. Partiamo dal Fa, ritornare alla radice, cogliere il motivo giusto che ci unisce in questa festa di dicembre così. Non capisco più cosa stiamo festeggiando. Avete visto, no? Quindi è un Fa, Sol, La minore, Sol, Fa, Sol, Fa, lo teniamo lì sospeso, facciamo un tempo praticamente, quindi ritornare alla Sol, La minore, Sol, Fa, Sol, Fa, lo lasciamo lì, Sol, e lo lasciamo sospeso, perché questo dà il La, anche se è un Sol, dà il via al ritornello. E il ritornello parte con il Do, fa 2 tempi di Do e poi va subito veloce con gli accordi che cambiano. E Natale che cos'è? Solo una fotografia da fare, il giorno in cui fai finta che tutto va bene qui. E Natale sai cos'è? La scommessa fatta su di me e su di te, per una nuova vita qui, perché c'è un Dio che si fa piccolo, infinitamente piccolo. Avete visto, il ritornello è un pochino più complesso, ma adesso passo dopo passo cerchiamo di farcela a piccoli passi possibili. Molto bene. Partiamo dal Do, lo teniamo un pochino e poi andiamo in rapida sequenza Sol, La minore, Sol, Fa, Sol, Fa. E Natale che cos'è? Solo una fotografia da fare. Quindi teniamo il Do, passiamo al Sol, La minore. Attenzione che da qua, da questo punto in poi, cambiano praticamente ogni mezzo tempo. Quindi giorno in cui fai finta che tutto va bene qui. E qua c'è un ulteriore piccolo grado di complessità, perché alla fine, quando si dice fai finta che tutto va bene qui, dovete fare fai finta che tutto va bene qui, come nella strofa,
alla fine della frase si cambia l'accordo, no. Quindi è molto importante che l'ultima parte di fai finta che tutto va bene qui e poi sarà anche nuova vita qui, sia ogni mezzo tempo di fatto. Quindi rifacciamo. E Natale che cos'è? Sempre do, lo teniamo lì. Fotografia da fare il giorno in cui fa, sol, fa, do. E lì ripartiamo subito con la seconda parte del ritornello. E Natale sai cos'è? Teniamo il do, scommessa fatta su di me e su di te per una nuova vita qui, perché esattamente come prima, solo che invece di finire sul do finiamo sul la minore. C'è un Dio che si fa piccolo, quindi facciamo la minore, sol, fa e lo teniamo il fa. Lo teniamo e poi passiamo subito al sol e finiamo con infinitamente piccolo la minore, sol, fa. Quindi c'è un Dio che si fa piccolo, sol, infinitamente piccolo. Devo stare un po' attenti, lo dobbiamo fare 2 o 3 volte e poi l'abbiamo imparata. Ok, dopo il ritornello, dopo il primo ritornello c'è un piccolo stacco da 2 tempi, dove rimanete sempre in do, quindi infinitamente piccolo, tenete lì il fa e poi 2, 3, 4, 1, 2, 3, stop, e poi ripartite subito con la seconda strofa che ha un ponte più veloce, quindi pronti via con i regali, è una corsa all'amore, vecchio pazzo se la ride, lui però non fa, che l'unica cosa che puoi sol donare è la tua vita. Quindi do, tenete il do, la minore come la prima strofa e poi praticamente l'ultima parte del ponte, del primo ponte. Fa, che l'unica cosa, sol è la tua vita. Poi ripartite col ritornello. Nella canzone originale, dopo il secondo ritornello, c'è una sorta di special che però è strumentale e quindi fa infinitamente piccolo. Volendo lo potete finire infinitamente piccolo con un sol, così aprite diciamo questa parte strumentale, quindi infinitamente piccolo. Tran. Poi lo lasciate lì, non mi ricordo per quanti tempi, fa, sol, do e riparte con il ritornello. Io nella canzone l'ho tenuta quasi chitarra e voce, questo piccolo pezzo, e provando a sussurrarla e quindi diventa E Natale che cos'è? Solo una fotografia da fare il giorno in cui fai finta che... E qua vi aprite, cominciate, se avete ad esempio il coro, partono tutti quanti, tutto va bene qui. E a questo punto è esattamente come gli altri ritornelli, quindi E Natale sai cos'è? La scommessa fatta su di me e su di te per una nuova vita qui, perché c'è un Dio che si fa piccolo, infinitamente piccolo. Mi raccomando il piccolo, non fate come me che soffro da buon veneto di scempiamento delle geminate. Piccolo è con la doppia C, infinitamente piccolo. Bene amici, spero che questo tutorial sia stato interessante. Io sapete sono un autodidatta, quindi ho imparato tutto da solo, mi mancano tanti pezzi nella musica. Per fortuna Francesca che ogni tanto mi dà qualche input e qualche nozione, perché altrimenti sarei negato, però se fa lo stesso, insomma ho fatto tutto lo stesso, quindi anche se siete alle prime armi non abbiate paura, cioè bisogna provare, fare e dopo si va.
Basta, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se la usate nelle vostre parrocchie o che ne so, per i cori o anche solo per cantarla alla vostra fidanzata prima alla vigilia di Natale, no? Così per creare un momento romantico che non è una cosa romantica, ma comunque vabbè, non importa. Ci vediamo prossimamente, chi lo sa cosa succederà. Io in questo momento che sto registrando siamo ancora un po' lontani dal Natale, ma ve lo faccio lo stesso il mio augurio di un buon Natale, di un santo Natale, no, che possiate veramente vivere il Natale per come è davvero, per come dovrebbe essere davvero, cioè l'arrivo di un bimbo, di un Dio che si fa piccolo in un bimbo. No, ciao, alla prossima! Infinitamente piccolo.